Si va con la quarta corsa, cavalli di 4 anni, c'è il ritiro di Dollaro Light, restano comunque 12, Ducati, Diana Gad, Discledile di Adri, Dandolo, Duty Free B, Don Rodrigo in prima fila, Dorotea Trio, Dynasty Rishow, Dabi Etoile, Dalida Ban, Diste, Dettalenni in seconda. Favori per la scuderia Diana Gad e soprattutto Don Rodrigo. Partiti con l'errore numero 2 Diana Gad, Don Rodrigo velocissimo dall'esterno si porta numero 1 Ducati squalificato all'esterno per sopravanzare Duty Free B che non si oppone. Passa a condurre quindi il favorito Don Rodrigo, Duty Free B in seconda posizione, poi gli altri molto più discosti. Rimane invece in vantaggio Dynasty Rishow che costringe Don Rodrigo all'esterno. E Don Rodrigo così costretto a percorso durissimo scoperto dopo 600 metri, 2 appaiati. Numero 9 Dabi Etoile con Duty Free B a contatto, poi cerca di recuperare terreno anche Dorotea Trio che va direttamente in schiena ora a Don Rodrigo. Rodrigo all'esterno dopo 800 metri in 1-1-3 che su pista allentata come quella di oggi è sicuramente una misura importante. Don Rodrigo insiste, attacca a fondo Dynasty Rishow che da parte sua è la controalternativa, quindi ribatte e tutto ciò fa il gioco di Dorotea Trio che scatta in terza ruota a 500 dal palo, è quella che ha speso meno, perlomeno sullo strappo veloce. Tende ad avvantaggiarsi Dorotea Trio, ma il palo è ancora lontano. Siamo ora a metà della curva conclusiva, 3 cavalli a ventaglio, con impressione che Don Rodrigo stia sopravanzando Dynasty Rishow. Dorotea Trio insiste nella sua offensiva. E siamo numero 7 Dorotea Trio squalificato, Ambio. È passato nel finale Don Rodrigo che ha ragione di Dynasty Rishow, terzo posto per Duty Free B, 1-16-9 con 31 a chiudere, 15-4 per la retta d'arrivo, prestazione super per Don Rodrigo, portato al successo da Carmine Piscuoglio. Aveva già corso bene recentemente Don Rodrigo, oggi conferma la sua statura, il suo livello, la sua levatura e piega dopo percorso interamente scoperto su pista pesante. Un Dynasty Rishow comunque valido a pochi metri dal palo, dove viene battuto da un avversario effettivamente superiore. La vittoria quindi per Carmine Piscuoglio. Don Rodrigo per il team Andrea Sarzetto e la scuderia Lagunare.